Cari telespettatori, rieccoci insieme come ogni venerdì puntuali con i nostri supporter, i nostri ospiti ed esperti di SPI-CGIL del Veneto. Ben ritornati qui con noi, che ci aiutano e vi aiutano a comprendere bene alcune dinamiche alquanto complesse che si stanno verificando in questo momento. Parleremo quindi della legge di bilancio, parleranno della legge di bilancio, quindi dal punto di vista del sindacato, per far chiarezza su alcuni aspetti che anche voi scrivendoci ci avete sottolineato, anche di pensioni. Naturalmente non possiamo fare in onda i calcoli esatti per ciascuno che magari può avere dei casi particolari, perché questo come sempre è necessario farlo individualmente presso le sedi che sono presenti ovunque nel territorio veneto dello SPI-CGIL. Questo lo ribadisco perché dopo dispiace anche non poter analizzare il caso singolo, ma è praticamente impossibile farlo. Vero Rosanna Bettella, ben ritornata qui con noi, segretaria SPI-CGIL del Veneto, e ben arrivato Renato Bressan, che esordisce praticamente nel gruppo dei 5, giusto? Nel gruppo dei 5. Il gruppo dei 5, nei vertici di nuova elezione che si sono in qualche modo rinnovati per quel che riguarda la compagine del regionale dello SPI-CGIL del Veneto. E allora io vorrei proprio partire con lei, segretario, perché ci dica cosa è successo a seguito a questi di assemblee, perché abbiamo sempre parlato, ci sono le assemblee, ci sono le assemblee, eccetera, ovvero siete stati partoriti, anche se esistavate già in realtà, dai, con ruoli diversi. Sì, nelle assemblee, quelle congressuali in particolar modo che abbiamo svolto in questo periodo, è chiaro che uno dei temi importanti che sono stati affrontati con i pensionati, le pensionate, ma devo dire anche un po' con il mondo del lavoro, ovviamente, perché cerchiamo di rappresentare il mondo del lavoro e i pensionati, è chiaro che la legge di bilancio ha fatto, come dire, il suo ingresso nei nostri temi in maniera preponderante ad un certo momento. Mi ha quasi interrotto nei lavori consueti, no, di routine. Perché lo scontro in atto in questo momento è uno scontro alto, non solo, come dire, nei confronti delle organizzazioni sindacali che hanno messo a punto un documento unitario che abbiamo inviato anche al governo, con il quale chiediamo che vengano fatti una serie di provvedimenti, ma in particolare c'è uno scontro inedito con l'Unione Europea e non solo, che è quello che ci sta particolarmente a cuore e ci sta preoccupando in maniera significativa, di cui credo insomma sia opportuno che ne teniamo conto nelle nostre osservazioni e anche nelle indicazioni che diamo alla gente che vogliamo rappresentare, perché io dico sempre che un'organizzazione sindacale non può, come dire, assumere i panni populisti e punto, bisogna cercare di capire qual è la fattibilità reale dei provvedimenti che cerchiamo in qualche maniera di implementare per favorire quelle che sono per noi le fasce più deboli e più fragili della società. Quindi c'è questo inedito scontro, insomma, se arriviamo per davvero, per dirla in breve, a una procedura di sanzioni nei confronti dell'Italia, è la prima volta che succede in Europa. Non siamo di fronte, come dire, a un fatto e a un avvenimento di cui siamo abituati. È un fatto inedito e di cui credo che ormai tra pochi giorni, il 21 si riunisce la Commissione europea, il 21 di novembre, appunto per stabilire se c'è la procedura di infrazione oppure no, ma è chiaro, visto la lettera che è stata inviata 2 giorni fa dal governo italiano alla Commissione a firma del ministro Tria, insomma è del tutto evidente che le posizioni sono cristallizzate, sono ferme, ma magari poi spieghiamo meglio anche nei numeri e nei dettagli le ragioni vere di questo scontro. Ecco, proprio per rendere edotti i nostri telespettatori sulla situazione, adesso lei è segretario per quel che riguarda i 5 che sono in regione, insieme a, rappresentiamo anche... Assieme a Rosanna Bettella, ma lei è un po' veterana, nel senso che lei non è una new entry, insomma, la conosciamo già da qualche anno. Assieme a Giuseppe Di Girolamo, che arriva dallo SPI di Verona, Fulvio Del Zio, che invece era segretario della Camera del Lavoro di Rovigo, e alla nostra segretaria generale Elena Di Gregorio. Lei viene da Belluno invece? E io invece vengo da Belluno, dallo SPI di Belluno. Esatto, un po' da tutte le parti, diciamo così, del Veneto sono rappresentate. Rappresentiamo, possiamo dire, un po' il Veneto nei suoi vari aspetti, insomma, poi il Veneto è molto articolato tra la montagna, la Lagura, il Ponesine, la Marca Trevigiana, insomma, noi ogni tanto diciamo che il Veneto ha 7 repubbliche.
Esatto. Prima di entrare nel merito della cosa tosta della legge di bilancio, che è comunque bella impegnativa, volevo chiederle, perché noi abbiamo tanti telespettatori che spesso ci scrivono dalle zone del Bellunese e che si sentono un po' abbandonati, insomma sono zone un po' difficili, lei le conosce benissimo. Qual è la situazione dei pensionati in quelle aree? Quali sono le priorità, le difficoltà e quindi le differenze rispetto ad altri ambiti territoriali? Ma noi periodicamente forniamo dei report intanto su quelle che sono le rendite pensionistiche, che è il punto centrale per capire qual è la capacità di reddito dei pensionati che hanno a Belluno. Assieme a Rovigo purtroppo ci contendiamo il fanalino di coda, insomma, ecco, quindi non ce la passiamo meglio, ma lì c'è una ragione storica. L'industrializzazione di quel territorio è arrivato molto più tardi rispetto alla pianura veneta, è arrivata anche peraltro rispetto a una grave disgrazia che è accaduto, il grave disastro del Vajont, dove da lì si è partiti con l'industrializzazione. Ed è chiaro che quando tu parli di rendita pensionistica oggi devi tornare indietro almeno 40 anni di quando cioè ha cominciato a formarsi la rendita pensionistica per ogni cittadino che poi andrà in pensione. A quel tempo ovviamente la zona bellunese, la zona montana era soprattutto rurale, quindi non aveva una forte industrializzazione, quindi non c'erano contributi versati in maniera, come dire, da poter produrre una rendita di un certo tipo, e quindi siamo sempre un po' all'inseguimento, diciamo. Poi è vero che la forbice nel tempo adesso si sta accorciando, perché nel frattempo noi le chiamiamo le cosiddette eliminate, sono di fatto i decessi, quindi quelle persone che avevano redditi da pensione molto bassi via via, come dire, scompaiono, ed entrano quelli che hanno invece pensioni da costruzioni industriali. Ecco, allora la forbice si sta un po' accorciando, ma rimaniamo ancora con un gap significativo rispetto alla pianura. Mi lasci aggiungere, perché non potrei farne a meno, che in questi giorni, per davvero ormai da qualche settimana, è successo una vera e propria apocalisse, come l'ha definita Borrelli, il capo della Protezione Civile, nelle terre alte soprattutto del Bellunese, per cui per davvero chiediamo un contributo di solidarietà sia al fondo della Regione Veneto ma anche al fondo del welfare territoriale di Belluno, che ha aperto un conto corrente e sul quale chiediamo ai veneti e non solo ai veneti di dare una mano, perché lì abbiamo un disastro nelle terre alte, soprattutto infrastrutturale, dove sono saltati acquedotti, argini, strade, linee elettriche, telefoniche, e molti paesi si trovano ancora con i generatori, e in particolar modo le persone anziane, come chiedeva infatti lei, stanno soffrendo un disagio particolare, tanto è vero che lo so che lo SPI di Belluno in questo momento sta attrezzando di nuovi recapiti da fare in quei paesi più colpiti, proprio per fare le pratiche che hanno bisogno di fare le persone anziane, che difficilmente possono raggiungere la parte più bassa del bellunese e arrivare nelle nostre sedi. Quindi c'è una situazione di disagio di cui noi ci auguriamo che venga superata velocemente, perché adesso la stagione invernale ormai tra qualche giorno è pronta a partire, e noi ci auguriamo che possa partire, perché c'è un'economia, non c'è solo l'economia della filiera del legno, che come si sa insomma in questo momento è per davvero messa in crisi, ma c'è tutta un'economia turistica di cui vivono tutti quei paesi. Grazie mille di aver fatto un po' un quadro, anche perché è importante appunto parlare anche di queste aree, perché siamo più volte sollecitati proprio dall'area del Bellunese e quella della Bassa Padana, cioè della zona del Polesine, insomma. Mi permetto di aggiungere solo una cosa. E quelle aree sono definite patrimonio dell'umanità, le Dolomiti sono patrimonio, lo abbiamo alle porte questo patrimonio dell'umanità, arrivano da tutto il mondo per vedere quelle Dolomiti e quel patrimonio. Noi che lo abbiamo alle porte cerchiamo di proteggerlo. Assolutamente, quindi ricordiamo appunto esiste anche un altro conto corrente per fare insomma, dare degli aiuti, dei contributi. Come si fa ad adire a questo conto corrente? È il Fondo Welfare Identità Territoriale, è un fondo costituito da tutte le parti sociali con capofila la provincia. Si va nel sito della provincia di Belluno o anche nel sito dello spibelluno.it, si trova l'IBAN e si può fare il versamento. Perfetto, Spibelluno oppure provincia di Belluno. Grazie molte segretario. Leggiamo un messaggio che è arrivato prima, ma noi stavamo chiacchierando e quindi non sono riuscita a leggerlo. Se siamo ad uno scontro con l'Europa non sono altro che contento, finalmente non ci facciamo mettere i piedi in testa, era quello che volevamo, era quello che abbiamo votato ed è quello che stanno facendo. Rispettate la nostra scelta. L'Europa chiede la troica, ma in momenti di crisi si investe, non si tira le mani indietro. Lo Stato deve investire nei momenti bui e risparmiare in quelli buoni.
Che cosa ne pensa? Cosa ne pensate? C'è un po' una contraddizione, no? Tra la prima parte e la seconda, perché nel senso che noi rispetto all'Europa abbiamo avuto anche noi delle posizioni critiche, no? Anche tuttora, perché a volte non so, l'atteggiamento è quello di chiedere sacrifici, no? Abbiamo sempre in mente la Grecia, no? Quello che è successo e come è stata, che situazione ha dovuto affrontare quella popolazione, insomma quel popolo. Però un conto è criticare e dire che l'Europa forse in questi anni non si è data una costruzione completa, non ha completato il processo di unità europea, quella che avevano in mente a tutto campo, no? Sia economica che politica, e quindi insomma continuano a rimanere delle grosse contraddizioni tra appunto istituzione Europa e i singoli Stati. Altro conto invece è dire che l'Europa sbaglia tutto e che assolutamente l'Europa non serve. Ecco, su questo assolutamente molto chiaramente non siamo d'accordo. Si sentono veramente strani discorsi anche di uscire dall'euro e questa sarebbe davvero una tragedia. Sì. Lo stiamo vedendo con l'Inghilterra, no? in questi giorni e quindi veramente bisogna stare molto attenti sull'atteggiamento che si ha nei confronti dei commissari che svolgono il loro lavoro, che controllano i conti, ma rispetto... Forse una sferzata andava da qualche modo data, perché senza dubbio diciamo così, però bisogna riuscire a collimare le varie situazioni. Sì, però quando rispetto a una manovra di bilancio che si sta costruendo, non è solo l'Europa, ma anche gli organismi interni che abbiamo dentro, che abbiamo in Italia, insomma, no? Dall'ufficio parlamentare di bilancio all'Istat, alla Banca d'Italia e a quant'altro, che continuano ad essere molto preoccupati rispetto agli indirizzi che ha questa legge di bilancio, in cui non ci sono investimenti sufficienti, ma e non ci sono, come dire, sbocchi di sviluppo per questo paese, no? E non si sa poi veramente le risorse dove si vanno a prendere, se non con quelli che saranno fra un po' i sacrifici che dovremo fare tutti quanti. Ecco. Questo è un po' esatto, l'aspetto rilevante. Infatti, dopo analizzando appunto quello che le vostre richieste, quindi io chiedo un po' da mettere in onda anche la prima slide, legge di bilancio, le novità e le richieste del sindacato, ricordando anche in passato quello che si era detto, chiedo a lei Rosano pure al sindacato, al segretario la stessa cosa, però chiedevate anche di più rispetto a quello che poi si riesce ad accordare dal punto di vista sociale, economico, anche per i pensionati, eccetera. E come collima con questo discorso qui? Perché richiedere di più, questi ci tagliano i viveri, ci hanno già fatto chiaramente. Di più, ma da un punto di vista del welfare, senz'altro chiedevamo di più rispetto a quello che sembra che ci venga dato, ma indicavamo anche la strada per recuperare le risorse. Quindi la strada, questa non è stata seguita? Che strada c'era? Ma intanto c'era il recupero dell'evasione fiscale in primis, perché insomma è bene ricordarlo, adesso l'ultima stima che è stata fatta dalla Banca d'Italia sono 111 miliardi di evasione di economia sommersa, per così dire, insomma di quella che non emerge, di cui 35 miliardi solo di IVA. Ecco, allora se si cominciasse per davvero, anziché continuare a fare condoni fiscali, cercare di fare la lotta all'evasione fiscale, probabilmente avremo un po' di risorse in più per finanziare quei provvedimenti di cui, insomma, giustamente lei ci dice anche voi avete chiesto delle cose. Certo, ma giustamente Bettella ricorda che noi chiediamo delle cose ma con fonti di finanziamento che sono legate in particolar modo alla lotta all'evasione fiscale e al recupero di risorse che stanno
per l'appunto sulla parte sommersa, per non parlare poi di tutto quello che c'è sulla criminalità organizzata che porta via un pezzo di PIL importante a questo paese. Sono 17 punti di PIL che l'economia, che la criminalità organizzata porta via all'economia sana, a quella reale, a quella onesta, per così dire. Quindi sarebbe opportuno fare una battaglia seria su quei terreni lì. Mi preme però anche cercare di ricondurre le ragioni, perché come il telespettatore lì ha scritto, di cui insomma lo scontro bisogna capire quali sono le ragioni vere. Adesso a noi le prove muscolari non piacciono, bisogna tentare di ragionare sui motivi e le ragioni per cui c'è questo scontro. Perché come diceva Rosanna, noi abbiamo una serie di istituti nazionali ed internazionali che ci hanno detto che questa manovra così non va bene. Quindi non abbiamo solo l'Istat, l'Inps con Tito Boeri, l'Ufficio di Bilancio parlamentare, la Banca d'Italia, ma abbiamo la BCE, abbiamo la Commissione Europea, abbiamo il Fondo Monetario Internazionale. A meno che non pensiamo che tutto il mondo ce l'ha solo con noi perché non abbiamo gli occhi azzurri, abbiamo gli occhi marroni, ecco, probabilmente qualche problema c'è. E il problema è quello che hanno cercato di spiegare i due commissari Moscovici e Dombrovskis, che anche qui è bene spiegare. Moscovici sarà pure socialista, ma Dombrovskis è un conservatore. Cioè non è che siamo di fronte a una parte politica, no, lì c'è, come dire, una rappresentanza univoca del Parlamento europeo che ci stanno dicendo da tempo la manovra, la struttura della manovra come l'avete fatta non va bene. Perché non va bene? Non va bene per una ragione semplice, l'hanno detto con due parole: deviazione significativa dagli obiettivi. La deviazione significativa non è una cosa, come dire, così una frase fa, sta nei numeri che hanno proposto sia il governo italiano confrontati da quelli della Commissione europea. Se noi continuiamo a dire che vogliamo fare il 2,4% di deficit e la Commissione europea ci dice rispetto ai provvedimenti che voi avete rappresentato siamo a oltre il 3%, vuol dire che da qualche parte c'è qualcuno che sbaglia. Adesso, a meno che, come dire, ripeto, non pensiamo che tutti ce l'abbiano con noi, forse vale la pena sedersi al tavolo e cercare di capire come far convergere le nostre richieste rispetto alle possibilità che la Commissione ci può dare. Perché ricordo che la Commissione anche negli anni precedenti non è che non ci abbia dato la flessibilità, ce l'ha data ma è stata concordata. Se invece noi pensiamo di dire no, questa è e questa rimane, certo che si va allo scontro. Si va allo scontro anche perché, adesso lo diceva Rosanna anche prima, non è che sia un'opinione, ripeto, di Moscovici o Dombrovskis, lo hanno detto chiaramente qualche giorno fa nella conferenza stampa. Loro parlano a nome di tutti i paesi dell'Eurozona. I più avvelenati con noi sono proprio quelli cosiddetti sovranisti che dovrebbero essere governi amici del governo italiano. Ma sia il presidente del governo, il capo del governo austriaco Kurz, sia quello olandese, ma anche gli altri, ci hanno spiegato che addirittura vogliono anticipare la procedura di infrazione. Vogliono anticiparla e le sanzioni nel momento in cui verranno applicate, e anche qui non è vero che arriveranno chissà tra quanto, perché la procedura è precisa. Il 21 si riunisce la Commissione, qualche giorno dopo, ai primi di dicembre, si riunisce il Consiglio, in quei giorni si riunisce l'Ecofin, che sono i ministri di tutti i paesi europei della finanza, e da lì si decidono le sanzioni, che partono, come dire, a gennaio, e quindi gli effetti veri li vedremo tra aprile e maggio. Le sanzioni non sono poca cosa, sono il 0,5 del PIL che intanto devi pagare come multa, e quindi sono circa 9 miliardi di euro che devi pagare subito. Dopodiché c'è il blocco di quelli che sono i trasferimenti europei sulle regioni, per le politiche agricole, per le politiche di coesione, eccetera, eccetera, e sono 73 miliardi di euro. Dopodiché c'è il blocco di quelli che sono, come dire, l'acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE nei confronti dei paesi che vanno incontro all'infrazione.
cioè molto di più della stessa dimensione della manovra che stiamo presentando, molto di più. E siccome le sanzioni si basano su una base legale, le devi pagare. Cioè l'Inghilterra, che aveva spiegato ai suoi concittadini che con la Brexit, una volta usciti, avrebbero pagati pochi milioni di euro, adesso l'accordo è di 40 miliardi, perché i rapporti commerciali, quando li firmi, li devi rispettare. Se non li rispetti ci sono le sanzioni, ti dicono bene, ti puoi togliere, ma c'è da pagare la multa. C'è da pagare la multa. Torniamo su questo tema, riflettiamo su questo, poi andiamo anche nello specifico appunto di alcune slide che sono state preparate per comprendere meglio di cosa stiamo parlando. Quello che pensiamo è che in Europa governano in primis Germania ed in secondo la Francia, ci sono comprati la Grecia e si stanno comprando l'Italia. I risparmi delle famiglie italiane fanno gola e più di una volta si è sentito dire che gli italiani devono pagarsi il debito, dimenticando che alla Germania gli è stato azzerato anche da noi italiani. Vabbè, andiamo in pubblicità rapidissimi, poi torniamo in studio.